Oggi siamo messi così. Il kayak. In cerca del fiume perfetto, il corso d'acqua migliore. Sì. Ah, la testiamo. Oggi Marmite Trek in situazione di standard kayak, quindi oggi siamo all'avventura con il kayak. Come si può vedere abbiamo Yuri e Fede davanti e adesso li andiamo a riprendere. Andiamo. Siamo nel fiume Tirino, nelle bellissime acque del fiume Tirino. Questi sono i due Don Quixote che fanno le prove di riallineamento. Vai. Guarda che lo prendiamo. Si sgonfi tutti. Perde, tuo. Sta sgonfiando. Fa glu glu. Delle bolle strane. Ah! È waterproof. Dove fai, Fede? Ah! Andiamo all'avventura! Andiamo a riprendere i ragazzi là davanti, loro sono in due, io sono da solo e quindi bisogna spingere un pochettino di più. Abbiamo il sole nella schiena in questo momento, siamo ai pressi di mezzogiorno, quindi i trentelli, i gradi si sentono tutti. Faccio vedere là davanti i due ragazzacci che sono là davanti, mi lasciano indietro, non mi trainano. Ci lasciano indietro ma noi recuperiamo. Siamo partiti da un'area sosta dove si andava giù bene e c'era anche un minimo di parcheggio accessibile appunto con le vetture proprio a pochi metri, quindi si andava veramente bene. Eccoli i due che li abbiamo raggiunti, ci vengono incontro per pietà ci vengono incontro e ci sparano anche l'acqua fredda, e l'acqua è veramente fredda.
animal at your feet. Adesso siamo a favore di corrente, per cui anche senza pagagliare si va veramente. Comunque siamo sul fiume Tirino, che si trova appunto negli Abruzzi. Siamo venuti giù da una caletta dove c'è anche un parcheggio, quindi comodissimo. L'acqua è freddissima ma limpidissima, non so se si può notare quanto sia pulita quest'acqua, e bisogna mantenerla tale perché la natura va rispettata sempre, come diciamo noi sempre delle marmite track. Adesso stiamo trovando un punto dove traccare per andare a mangiare qualcosina. Ci vediamo fra un po'. Andrea si sgonfia. C'è un pontile, ma È lo stesso pontile di prima. Ma- Cosa che non va. ma oggi non mangiamo. Volete fermarvi? Oh, ti vuoi fermare lì? Dai, Dimmi te. siamo scesi dal campeggio pagando 10 euro di tassa che ci hanno garantito che va direttamente al comune. Quindi anche per una cosa buona, è una tassa per la balneazione in queste aree con il kayak. Puoi scendere anche col tuo kayak, noi abbiamo i nostri, anche senza guida. La guida ha un costo supplementare.
bastardo. Ma molto meglio. Sembra di essere in due. Forse voleva essere ripreso anche lui, probabilmente. Però me l'hai mollata in mio potere, quindi posso fare quello che voglio. In realtà, porca voglia. All'acqua fredda chi riprende no, grazie. Cappelli, dove sei? Cappelli! Alex, dove sei? Oh, perderò. Stai riprendendo? Sì. In teoria. Esatto. Sto riprendendo. Sai che è divertente così, Yuri? Che la fatica la stai facendo te. No, beh, io faccio poco. Vabbè, adesso controcorrente ho remato io. Ha fatto tutto lui controcorrente. Tutto io. Sì. Ciuppa! Hai ripreso? Riprendiamo anche ragazzi, ciao. Non sa decidersi. Guarda che lo superiamo. Ciao bello. Arca! Ah! Amici di Marmite Trek, la pace e il silenzio che c'è in questo posto. Si vira con i piedi. Guardate, l'uomo che non deve chiedere mai. Ah, io te lo do. No, non in quel senso. Mi piace ancora la patata in realtà. Ma Cappelli, dov'è Cappelli? Secondo me è con Alex. Può essere che sia con Alex, perché loro due si frequentano secondo me. Intimamente.
Oh, cosa fai così? Dove vai? In mezzo? In mezzo alle alghette? In mezzo al cammino. Oh! Si è spento, non vedo più niente! Cazzo, ero qua in manovra che smanovravo! No, penso che sia acceso. Penso. Chissà che non è niente. Non aver paura.